Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, ha scritto anche a Papa Leone XIV per chiedere e invocare l'aiuto del Santo Padre affinché il figlio, cooperante veneziano originario del Grillo di Venezia, possa tornare a casa al più presto. La lettera sarà letta nella grande manifestazione che Articolo 21 ha promosso con il coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti il 1° gennaio, primo giorno del 2026, nella piazza principale di Assisi, ma la richiesta di libertà per Alberto risuonerà forte anche l'ultimo giorno del 2025, attraverso le parole pronunciate da Don Luigi Ciotti a Catania in occasione della 58esima Marcia per la Pace dei Vescovi Italiani, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana con le associazioni dalla città santa di Assisi per Alberto. Saranno in piazza in tantissimi. Grazie al Comune di Assisi e grazie a tutte le associazioni civili e religiose che hanno già detto sì e saranno in piazza il 1° gennaio dalle ore 12 per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Giulietti è già giunto ad Assisi per organizzare la mobilitazione. E leggeremo anche la lettera che la mamma ci ha mandato, molto bella, toccante, e la lettera che la mamma ha mandato a Papa Leone, invocando anche il suo aiuto. Il 1° gennaio saranno 412 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere a Caracas, senza nessuna accusa, senza poter parlare con la sua famiglia se non alcune brevi telefonate. Non sappiamo nient'altro, vorremmo che tutta Italia facesse qualcosa per Alberto.